R 08453 01602 000 000 10 19 71. Buongiorno di nuovo da Giulio Cainarca, da Marco Pinti, benvenuti a Onda Libera. Prima parte, come dicevamo prima, in rassegna stampa dedicata a un'inchiesta che potrete vedere questa sera a partire dalle 21:25 sul canale televisivo La 9. Un'inchiesta sulla mafia nigeriana. Abbiamo con noi gli autori di questa inchiesta, che sono anche amici e che conosciamo. Cristiano Barbarossa e Fulvio Benelli, che io ringrazio per essere ancora una volta con noi. Grazie Cristiano, grazie Fulvio, buongiorno. Salve a tutti. Salve a tutti. Allora, Sirene si intitola il programma, una prima televisiva questa sera dedicato all'operazione mafia nigeriana, una questione della quale variamente si sono interessati sia le procure, varie procure in Italia, sia alcuni mezzi di informazione, e che adesso lascio a voi di introdurre. Come è strutturata questa inchiesta, da dove siete partiti, cosa avete scoperto, qual è il vostro occhio su questo fenomeno del quale si è cominciato a parlare ma che credo si conosca ancora relativamente poco. Da chi vogliamo cominciare? Fulvio, Cristiano? Ma se volete parto io. Ecco Cristiano, allora, benissimo. Allora, diciamo, questo è il racconto di un'indagine molto importante che è stata fatta dai carabinieri del ROS dell'Aquila e coadiuvati dai carabinieri della stazione di Alba Adriatica, quindi al confine tra Abruzzo e Marche. Diciamo, loro, che cosa è successo? Che la particolarità di questa indagine è che in realtà hanno partecipato, diciamo, ovviamente i carabinieri, la procura, ma anche sono stati fondamentali i medici e le ONG che lavorano sul campo. Perché uno degli elementi fondamentali della mafia nigeriana è quella di utilizzare dei riti magici. Ora, detta così sembra una cosa, non so come dire, quasi folcloristica, e non lo è. In realtà questi riti magici in Nigeria fino a qualche tempo fa avevano una valenza giuridica. E cioè, quindi queste, diciamo, la cosa è recentemente stata abolita. Quindi queste ragazze che contraevano i debiti per poter venire in Italia, tra altre cose, pensando di venire a fare le babysitter o le badanti, sostanzialmente, oltre al debito, vendevano l'anima. E questa cosa ovviamente le teneva, diciamo, che posso dire, sotto un regime su una cappa, insomma, terribile, per la quale veniva fatto tutto. Il grosso problema ovviamente risiede partendo da lì, cioè già dalle connection house in Libia, dove vengono violentate, picchiate, affamate, alcune muoiono di sete, e quindi questo, diciamo, è uno dei problemi principali. Ma senza la mediazione dei medici, che ovviamente vedevano che alcune di queste ragazze che svenivano per strada, che stavano male, che venivano mandate a prostituirsi magari dopo aver abortito, e tutte queste cose qui, se non avessero avuto l'aiuto anche di mediatrici culturali e tutto quanto, non sarebbero riusciti a tirare fuori. Tant'è che una delle ragazze che è stata fondamentale per denunciare un po' tutta quella che è la rete, in realtà è una ragazza che poi durante l'indagine è morta, e perché era gravemente malata ed era stata ovviamente maltrattata durante, insomma, questo periodo di malattia per un tumore. Una cosa particolare che può essere detta è che queste ragazze, alla fine del procedimento, gli è stato riconosciuto un risarcimento di 50.000 euro per le cose che avevano subito,
e la cosa interessante è che hanno rifiutato quel tipo di risarcimento perché erano soldi che provenivano dalla mafia, erano soldi sporchi. Quindi diciamo è una storia molto dura, è molto molto dura, però ha, non so come dire, un lavoro sul terreno e anche, come posso dire, un'umanità davvero, davvero molto forte che c'è stata in questa indagine qui. Sono 75 minuti di documentario, di lavoro, di inchiesta, no? I vostri. Adesso voglio chiedere a Fulvio anche un altro aspetto di questa vicenda, perché voi avete messo in luce che questo lavoro trae spunto da questa indagine di cui ci ha parlato anche Cristiano, e però testimonia anche dell'esistenza di una cosca italo-nigeriana. Questa indagine ha fatto luce anche su questo aspetto. Italiani sono anche buona parte, immagino, dei clienti, perché come voi sottolineate c'è un'offerta quando c'è una domanda, o no, Fulvio? Allora, questo ci è sembrato importante metterlo in risalto, perché poi anche semplicemente facendo delle immagini di queste ragazze, che diciamo l'inchiesta si è svolta tra l'Abruzzo e le Marche, quindi da San Benedetto del Tronto Alba Adriatica. Questa strada, c'è una lunga strada che mette in correlazione i due luoghi geografici che si chiama Bonifica del Tronto, perché è una strada che poi nel passato fu appunto bonificata, passa attraverso una palude che è costellata di lucciole nigeriane durante il giorno. Noi nel fare le riprese anche un po', come dire, nascosti insieme ai carabinieri, certo abbiamo visto il grande via vai di persone che si fermano, no? Anche macchinone italiane, quindi il fenomeno parte da lì, cioè nel senso Ma ascolta Fulvio, ho una curiosità di tipo veramente antropologico. Tu che hai potuto vedere da vicino in maniera un po' più continua del solito di chi ci passa per caso, ma chi cavolo sono questi clienti mediamente? Ma guarda, questo è difficile dirlo. Posso farti un'analisi delle autovetture. C'era la Panda, come c'erano cilindrate di grosso calibro, quindi io direi che è un fenomeno piuttosto trasversale, perché poi magari sul mercato sono ragazze che valgono dai 30 ai 50 euro, quindi tutto sommato molto a buon mercato, quindi persino secondo me persone abbienti si vanno a togliere quello che poi è uno sfizio, perché magari potrebbero accedere a un altro livello anche di prostituzione. Questo, ripeto, è un'analisi fatta delle macchine, quindi certo. Io dico che innanzitutto quello è il primo fenomeno da dire, da mettere diciamo in conto agli italiani, ma non è il solo, perché come tutte le criminalità che muovono business importanti, non è che la criminalità italiana le guarda, sta a guardare, per cui in questa inchiesta, per esempio, perché poi ce ne sono altre a Catania, a Palermo, si è provato il coinvolgimento della Sacra Corona Unita in Puglia e quindi con tutta una serie poi di manovalanze che arrivavano fino ai tassisti di Alba Adriatica, che si preoccupavano di portare le ragazze dalle loro case ai luoghi della prostituzione, ma anche di svolgere un controllo sul territorio, quindi fare dei veri e propri pali e quindi avvertire le madame, che sono diciamo le maîtresse di queste situazioni, di dire oggi non mandate le ragazze perché la polizia sta facendo dei controlli. Tutte intercettazioni che noi mostriamo nel documentario e che sono state poi acquisite dai fascicoli dal sostituto procuratore dell'Aquila, quindi insomma sono dei fatti, ecco, che noi mostriamo, non delle opinioni. Ecco, in termini economici, di che business stiamo parlando, Cristiano e poi Fulvio? Ma diciamo, in realtà è abbastanza difficile quantificarlo, perché poi il discorso è questo. Sirene si era occupata in passato anche di mafia cinese, ok? Con un'indagine fatta a Prato. Ora, in quell'indagine c'era stato modo di verificare che attraverso dei money transfer praticamente le persone, sarò breve, andavano delle persone e facevano dei versamenti da 1.999 euro per non incorrere nel controllo. Che cosa succedeva però? Che praticamente andava una persona sola e ne faceva 100, faccio un esempio, no? Con dei nomi falsi cinesi. Però poi cosa è successo? In quell'occasione la Guardia di Finanza ha potuto quantificare e ha quantificato una cifra che era importante, perché erano 4 miliardi di euro in 4 anni, che non dico che è una mini finanziaria, ma sono tanti soldi. In questo caso i nigeriani fanno una cosa diversa.
Cioè loro comunicano dei codici soltanto tra di loro, generano dei codici soltanto tra di loro, e quindi non c'è una tracciabilità. Cioè, nel senso che io la madame dice a una persona che sta lì per far ripagare il debito alla ragazza, dice: guarda, il codice è X41642, potrei andare a ritirare da Tizio 500 euro, però non c'è il transito, cioè quei soldi stanno già là e i soldi stanno qua, è una partita di giro che non è tracciabile. Questo è uno dei problemi enormi nella quantificazione. E poi c'è un altro problema, che ovviamente non c'è minimamente collaborazione con la Nigeria per quanto riguarda, diciamo, la possibilità di fare delle indagini congiunte. Non quindi c'è collaborazione? Quello che diciamo si può dedurre, ma è estremamente difficile, è dal debito che le ragazze dicono di avere. Ma anche lì, attenzione, non è semplice, perché alle ragazze viene vietato addirittura di segnarsi i conti di quello che devono. Cioè, se le beccano con un quadernino dove si segnano quanto hanno scalato, è l'inferno. Quindi siamo davvero in uno stato di minorità e schiavitù totale da questo punto di vista, da quello che esce. Allora, è caduta credo la linea con Fulvio. Adesso ho sentito anch'io il tutù, lo recuperiamo. Però introduco allora subito un'altra questione con Cristiano Barbarossa, ovvero cosa c'entra la Libia? Che ruolo ha la Libia e quelle che tu hai citato prima, le connection houses? Cosa sono? E tornando invece al discorso del coinvolgimento delle nostre organizzazioni criminali, è vero, come qualcuno ha adombrato, che comunque la cosiddetta mafia nigeriana sta acquisendo una sua autonomia e un suo spessore, anche in grado di rendersi autonoma in questo modo dalle organizzazioni criminali italiane, oppure no? E lo chiedo anche a Fulvio, poiché adesso abbiamo recuperato di nuovo al telefono. Stavo domandando, Fulvio, a Cristiano, lo chiedo a entrambi, se appunto qual è il ruolo della Libia, il ruolo delle connection houses in Libia, e quale autonomia abbia la mafia nigeriana rispetto alle organizzazioni criminali italiane sui vari territori. Guarda, io rispondo alla prima parte, poi magari passo la palla a Fulvio. Allora, rispetto a quella che è l'autonomia c'è uno scatto, nel senso che non c'è più un discorso legato alla prostituzione, ma c'è un discorso anche legato a delle nuove droghe. Questo ovviamente crea, tra virgolette, un'emancipazione, non so come dire, dalle mafie italiane per certi aspetti. Perché? Perché ovviamente l'entrata dal punto di vista economico sta diventando via via sempre più importante. Quindi è ipotizzabile che ci sia via via, andando avanti col tempo, un'emancipazione dalle droghe, dalle mafie italiane. Insomma, passiamo da un franchising a una vera e propria impresa autonoma, per usare termini normali. Allora, Fulvio, invece, il discorso della Libia e delle connection houses, che ruolo giocano? Cosa succede lì? Guarda Giulio, in base alle intercettazioni che noi abbiamo, di cui siamo entrati in possesso e che stasera mostreremo, è un rapporto molto diretto, nel senso che c'è proprio una triangolazione tra Nigeria, Libia e Italia, cioè si riesce a capire che la Libia non è che è un passaggio svincolato da tutta questa transumanza, da questa tratta di esseri umani, nello specifico di donne, perché ci sono delle telefonate appunto fatte anche direttamente con le connection house. E pertanto, diciamo, e che sono poi forse quasi l'aspetto più brutale di tutto quanto la dinamica, dove accadono le violazioni peggiori. Infatti c'è anche appunto un rapporto ONU che sta presso la Corte dei diritti dell'uomo, e quindi ci sono proprio delle telefonate dalla Libia alle madame sul territorio italiano, in cui si dice: guarda che sta per partire una partita di ragazze, sono alte, magre, giovani come me le hai chieste l'ultima volta, e quella gli risponde: va bene, allora te ne pago 1.200 euro l'una. Ascolta Fulvio, ma uno che dice da fuori, no? Opinio communis, e dice: ma insomma, ste ragazze sanno benissimo che cosa vanno a fare quando vengono là, perché vengono, diciamo così, perché si mettono in marcia, vanno verso la Libia e accettano tutta sta trafila? È così, oppure invece si tratta in realtà di qualcosa di peggio ancora, cioè una vera tratta delle schiave?
Guarda, per quello che noi abbiamo verificato di questa inchiesta è una vera e propria tratta, perché ci sono appunto delle Quindi telefonate. non è di gente queste che non ragazze. sa, è gente che proprio viene presa in schiavitù. Viene presa in schiavitù, ma anche attraverso come dire, l'ignoranza, nel senso ci sono delle telefonate di ragazze che piangono disperate ai genitori in Nigeria e dicono: ma non è come pensavo, questi mi hanno mandato sulla strada, questi mi fanno il rito voodoo, io ero venuto qua per lavorare. Quindi i genitori a casa sconvolti dicono: torna, scappa, fai, ma poi vengono minacciati anche loro in patria. Quindi, certo. quindi magari io non lo so che se questo riguarda il 100%, ma noi abbiamo potuto toccare con mano che lo zoccolo duro è di una vera e propria organizzazione che riduce in schiavitù. Certamente è chiaro che come tutti i migranti chi parte avrà degli interessi economici o di problematiche politiche, però anche perché poi queste ragazze, appunto, come diceva Cristiano, avendo tutte in blocco rifiutato un risarcimento dello Stato italiano di 50.000 euro, hanno dimostrato veramente di non essere prostitute nell'anima, passami il termine, ma di prezzare la loro libertà in modo che non abbia un prezzo, di dare un valore e non un prezzo. Senti, lo chiedo a Cristiano e lo chiedo anche a te, Fulvio. Questa vostra inchiesta vi ha permesso di vedere in un modo diverso oppure no il caso di Pamela Mastropietro, che è la ragazza orrendamente massacrata proprio in una... Tu hai parlato prima, l'inchiesta si svolge tra Abruzzo e Marche. Siete entrati anche dentro questo fatto? L'avete visto in maniera diversa in base a quello che avete scoperto e raccolto nella vostra inchiesta o no? Ma in realtà secondo me sono due cose molto diverse, devo dire la verità, cioè nel senso che qui cioè lì vabbè si va a cogliere in un'anima assolutamente più nera, legata diciamo, come posso dire, profonda, legata appunto a quella vicenda di questa ragazza. Qui c'è un'organizzazione, quindi ci sono, è ovvio che magari su determinate cose, come posso dire, elementi coincidono, no? Però non... è diverso, nel senso che qui c'è comunque una merce, sì. Ok? C'è comunque una merce, poi con questa merce si va sopra qualsiasi, si va oltre le righe sul fatto di quello che può essere il fatto di mettere in schiavitù queste ragazze, quindi ovviamente poi alcune vengono portate pure alla morte, perché poi quando tu fai ingerire del peperoncino, picchi violenti in vario modo, ci sono delle scene che noi abbiamo sfocato, a dire il vero anche tanto, però comunque le voci si sentono, che è proprio quello che succede nelle Connection House, di ragazze che vengono torturate, però vengono torturate per diventare merce, perché poi come dicevamo prima, molte di loro pensano di venire a fare le parrucchiere, di venire a fare le badanti, di venire a fare il babysitter. Tenete in considerazione che una delle cose che hanno scoperto... Lo pensano ancora oggi, Cristiano? Lo pensano ancora oggi? Sì. Bisogna capire quello che è il livello di informazione, certo. che poi c'è lì. Ci sono poi delle cose che ci hanno colpito, cioè nel senso, faccio un esempio. Allora, una cosa, faccio un esempio che, per esempio, alcune ragazze venivano segnate effettivamente come badanti e poi venivano mandate a prostituirsi con la complicità, cioè venivano segnate a delle signore anziane, delle zie, delle nonne e così, parenti di alcuni affiliati della Sacra Corona Unita, che quindi utilizzavano, che ne so, la signora che conoscevano così per segnarla come badante, sì. Ma di fatto, infatti, una delle verifiche dei carabinieri era stata appunto quella di andare a vedere se effettivamente, e tant'è che in alcune situazioni si sono trovate delle signore anziane che hanno detto no, ma io questa non la conosco, capito? Certo. Ci sono state anche cose di questo tipo. Quindi insomma è un fenomeno abbastanza complesso, ma anche con delle cose particolari. Per esempio c'è una di quelle telefonate a cui faceva riferimento Fulvio, in cui ad alcuni genitori viene detto adesso sottoporremo tua figlia a questo rito per il quale poi rimarrà indebitata, e il genitore dalla Nigeria dice ma mia figlia è cristiana, non ci crediamo noi a questa roba, e c'è un momento che è una sorta di impasse, certo. Sì, ma è anche un momento di svolta per i carabinieri, perché capiscono che la chiave è lavorare su quell'aspetto culturale lì, cioè portare le altre a dire scusa, ma se lei è cristiana e non ci crede e quindi su questa cosa non ha potere, ma forse molto probabilmente non avrà potere nemmeno su di te.
Ah, ho capito, quindi per creare un canale per poi riuscire ad avere la collaborazione, insomma. Esatto. Questa è stata la cosa fondamentale. Cioè, questa è un'indagine molto particolare perché c'è stata una fortissima collaborazione tra tutte le varie componenti. Infatti è un metodo, si chiama metodo multiagenzia, dove ci sono dentro i medici, i carabinieri e le ONG che stanno sul territorio. Senta, un'ultimissima domanda che riguarda il rapporto della mafia nigeriana con i territori. Sappiamo di Castelvolturno, del quartiere Barriera di Milano a Torino, adesso ci raccontate la costiera adriatica, ma qual è il rapporto che hanno? Si può parlare di controllo del territorio oppure il territorio per loro è una mappa di risorse che usano ma non hanno interesse a radicarsi? E ne aggiungo una ancora di domanda finale, sia a Cristiano che a Fulvio. Cos'è che vi ha colpito di più, che avete scoperto che vi ha colpito di più in questa indagine, in questa inchiesta? Allora, parto io da questa risposta, da questa domanda. Devo dire che le torture fisiche e psicologiche sulle ragazze sono state abbastanza scioccanti, perché insomma, voglio dire, abbiamo pure un po' di pelo sullo stomaco, perché perché comunque ancora oggi noi abbiamo avuto un po', insomma, anche la fortuna, diciamo sì, di conoscere alcune di queste ragazze. È passato un po' di tempo da questa indagine, stanno provando a rifarci una vita. La Nigeria è comunque un popolo anche un popolo forte, un popolo a suo modo allegro, però quelle ferite insomma si leggono sia nel corpo, perché poi non le mostriamo tutte loro, anche chi ne è uscito ha delle ferite abbastanza importanti, insomma bruciature di sigarette, tagli, ma anche le ferite che hanno dentro. Io questo per dire ai radioascoltatori, noi ci siamo avvalsi chiaramente per tradurre alcune intercettazioni di mediatrici culturali, di una ragazza in particolar modo che già presta il suo servizio di traduzione per le forze dell'ordine, e noi spesso abbiamo dovuto fermare le registrazioni mentre lei le stava traducendo, perché era scossa, sì, o perché addirittura scoppiava in lacrime, perché anche lei aveva vissuto la stessa quell'esperienza, e quindi questo è quello che ci ha colpito. Di contro, in maniera positiva, in un periodo in cui dei carabinieri, insomma, noi sappiamo, con Cucchi, ma poi anche noi non li abbiamo risparmiati su altre vicende, però ci ha anche colpito invece che questo manipolo di uomini che faceva capo a una persona in particolare che si chiama Paolucci, che era dei Ros dell'Aquila, hanno, come dire, gettato il cuore oltre l'ostacolo e si sono avvicinati alle vittime, che è un qualcosa che il capitano ci spiega non dovrebbero fare le forze dell'ordine, cioè c'è sempre molto rischioso avvicinarsi troppo alle vittime nel momento in cui si fa un'indagine, ma è stato necessario per capire quel mondo culturale, per capirlo, e quindi anche loro si sono modificati per contatto. Abbiamo trovato veramente dei carabinieri segnati da questa vicenda, ma in chiave positiva, cioè hanno scoperto che accanto a loro, nascosto ma dalla nostra distrazione, viveva un mondo atroce, vive ancora un mondo atroce, ma che però occuparsene ha restituito una umanità tridimensionale a quelle ragazze che molto spesso per noi diventano, come posso dire, oggetto di dibattito politico, certo, no? Lo una categoria. Allora noi è rimasto il tempo solo per Cristiano, dire velocissimamente, Cristiano, proprio in maniera veloce, il rapporto col territorio. Sì, il rapporto col territorio è, diciamo, un po' ricalca anche quello della mafia cinese, cioè c'è un primo controllo sui connazionali, no? E poi dopo ovviamente ci sono porzioni di territorio che vengono sempre più prese e controllate, quindi poi si entra in conflitto anche nel momento in cui tu vai a entrare, non so come dire, in quella che è la loro zona, dove per esempio esercitano la prostituzione o spacciano. Certo. Quindi ovviamente c'è un passaggio. Adesso, per aggiungere, ovviamente le cose che ha detto Fulvio hanno colpito anche me. Le cose che mi hanno colpito sono state ovviamente sempre questo atteggiamento dei carabinieri nel momento in cui ci raccontavano la morte di Lilian, di questa ragazza che è stata importantissima per le indagini e che poi è morta in ospedale, e poi le intercettazioni e tutte le testimonianze sulle connection house. Non è possibile che esistano luoghi di questo tipo, perché sono i luoghi dove viene esercitato un doppio ricatto
un doppio ricatto. L'inferno per il quale poi a questo punto queste ragazze devono fuggire da lì, perché sennò veramente le ammazzano, Allora, rischiano di essere ammazzate. dobbiamo salutarci. Questa sera alle 21:25 sulla 9, Sirene, una prima televisiva, la vostra inchiesta, Operazione Mafia Nigeriana, Fulvio Benelli e Cristiano Barbarossa che abbiamo avuto con noi. Grazie Fulvio, grazie Cristiano. Grazie a voi come sempre, grazie. Wow, che bella casa! Finalmente mi hai invitato! Chi ha parlato? Sono la Digital Radio, quella del sistema DAB+. E che ci fai qui? Non abiti nella mia auto. Ma io sono ovunque, anche in casa. Basta avere l'apparecchio giusto, con tanti contenuti extra e con il suono perfetto. Vivi anche in casa tutta la magia della Digital Radio. E ricorda, dal 2019 il sistema DAB+ è in tutte le auto nuove. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio Padania è in Digital Radio. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Audace, istintivo, fuori controllo. Fuori posto, fuori moda, fuori tempo, ma rivoluzionari. Radio Padania, radio populista. È tempo per noi di creare una nuova nazione. È tempo di essere padroni del nostro destino. Libera la bestia che c'è in te. Ah, che bello! Potere al popolo! Sammy! Parapapà! Dalle 14 alle 16. Bidi bodi, buppaparapà, bidi bodi, yeppapparapà. Puro territorio! Sono Giovanna della Mondo Flex! Ciao Giovanna! La rivoluzione è appena iniziata. Buon divertimento su RPL. Guglielmo e Nicolò, due dei ragazzi scampati al terrorista dell'autobus. Si chiama Guglielmo, ha 12 anni ed è il ragazzino che nel momento di massima paura e tensione ha deciso di dichiararsi. Come stai? Bene, mi sono ripreso dallo spavento. Tu ti riconosci quale sei? Sarà quello con la felpa bianca, sì. Guglielmo è ancora un po' scosso, ma non teme quello che sta per dirci. E noi rimaniamo di stucco, perché è qualcosa che va oltre l'amore segreto verso una compagna di banco. Era rivolto al Signore perché io non sono mai stato un grande credente. Sul pullman eravamo tutti disperati e anch'io ho voluto fare una mia preghiera. E quando siamo riusciti a salvarci è sembrato che si fosse avverata e quindi ho voluto ringraziare Dio. E che cosa hai chiesto al Signore mentre pregavi sul pullman? Di salvarci perché eravamo tutti ragazzi innocenti che non avevano fatto nulla di male a nessuno. E poi che cosa è successo? Sono saltato dal finestrino dietro. Ti sei fatto male? No, sono riuscito a cadere in piedi. E hai urlato? Dio ti amo. Dio ti amo. È come se avesse avverato la mia preghiera. Ma poi dopo hai pregato altre volte? La sera stessa ho fatto un'altra preghiera. È stato molto bello sentire una persona che urlava ti amo a chiunque lo stesse urlando in quel momento lì. Grazie. Ma un dubbio ci rimane. Sei sicuro che non era una ragazzina? Sicuro? Sì. Ma hai detto ti amo anche a qualcuno sul pullman? Io no, ma alcune persone si sono dichiarate. Probabilmente pensavano che non avrebbero avuto altre occasioni. Su quel pullman c'era un sacco di ragazzi che non sono cristiani, sono musulmani. Che Dio vi ha salvato? Penso che tutte le religioni lo vedano in modo diverso, ma sempre uno solo. Bravo, sei stato molto bravo, molto coraggioso. Grazie. Prego. Bonetti, buongiorno. Buongiorno. Nicolò, ciao. Nicolò. Sei uno degli studenti che era sull'autobus dirottato a Milano mercoledì. Come stai? Tutto bene, io tutto bene, i miei compagni va tutto bene, i miei migliori amici li ho già sentiti e al momento la situazione si è tranquillizzata. Tu quanti anni hai, Nicolò? Io devo compierne 13 ad ottobre, quindi al momento ne ho 12. 12, sì. In che classe sei? In seconda media. Seconda media. E così, senza esagerare, però insomma, Nicolò, sei un piccolo eroe di questa vicenda, perché... Grazie. Perché non
non mi sento un eroe, io penso di aver fatto la cosa giusta. E questo fa di te un eroe, infatti. Il fatto che tu non ti senta tale. Ci racconti che cosa è successo? Mercoledì, insomma, quando l'autista a un certo punto ha dirottato, ha cambiato strada, cosa è successo? È successo che mentre noi, come ogni mercoledì, noi dovevamo aspettare un pullman che doveva arrivare per riportarci a scuola. Il pullman era arrivato già in ritardo di suo e quando è arrivato ha fatto una manovra e ha urlato di allontanarsi tutti quanti dalle porte. Sembrava una cosa normale, come se dovesse c'era un difetto, qualcosa del genere. Tanto che dopo ha mostrato quella che pensavamo fosse una pistola, dopo penso essersi rivelata una pistola a giocattolo, un coltello molto affilato. Ha preso delle fascette da elettricista e ha ordinato ai prof di educazione fisica di legarci a qualsiasi cosa. Dopo ci ha imposto di dare i telefoni. Noi li abbiamo dati tutti tranne il mio amico coraggioso che ormai è abbastanza conosciuto, Rami, che se l'è tenuto e dopo ha inviato i vari messaggi. E poi l'autista, che Paolo in qualche modo viene chiamato così, ha chiesto, voleva qualcuno vicino a lui. Prima magari si pensava a un insegnante, invece cosa è successo poi? È successo che dopo ha cominciato a spargere benzina. A un certo punto lui si è alzato, è andato a prendere un ostaggio, il primo, che è una mia amica, di cui non ne farò il nome, e dopo lui ne voleva assolutamente un altro. Se nessuno si presentava avrebbero fatto esplodere l'autobus. In un momento di panico, dove comunque vedevo abbastanza agitati i miei compagni, io che mi ero riuscita a slegare ho deciso di andare lì e offrirmi. Offrirti volontario, Nicolò? Per stare vicino a questa tua amica. Terrorista, io lo chiamo. Ma non hai avuto paura in quel momento che hai detto mi offro volontario? Cioè, è una cosa che uno vede nei film, no? Sì, è una cosa abbastanza... Cioè, tanti mi hanno creduto pazzo, ma io penso di aver fatto la cosa giusta. Sì, avevo paura di quello che sarebbe successo, ma ero sicuro che se lo facevo l'avrei fatto per il bene dei miei compagni. Perché tu hai visto i tuoi compagni molto impauriti e hai deciso che per proteggerli tu dovessi fare questo passo. Sì. E cosa ti diceva l'autista, quello che tu chiami terrorista? Quello che chiamiamo terrorista diceva cose molto strane, parlava che ci voleva vendicare dei bambini che erano morti nel Mediterraneo, parlava soprattutto di quello, parlava della politica in Italia e della politica nel suo paese, che erano tutti quanti corrotti, insulti rivolti a Di Maio e Salvini, e a volte diceva che non voleva ucciderci e tipo 2 secondi dopo diceva che invece dopo tutto questo non sarebbe tutto finito, che nessuno sarebbe uscito vivo da quel pullman, e in più continuava a minacciare con questo coltello. Cioè è fermato 5-6 volte con questa benzina che continuava a sgorgare, puzza di benzina dappertutto. E in tutto questo tu comunque sempre molto senza paura, perché da come lo racconti è una cosa terrificante. Lo so, io ho cercato di tenere i nervi più saldi possibile. Sapevo che il primo passo falso di tutta la scolaresca saremmo tutti quanti morti, allora abbiamo cercato di tenere i nervi saldi. Io soprattutto. Senti, perché sennò... È vero che tuo papà ti ha un po', diciamo così, si è un po', ha detto che non hai fatto bene, nel senso perché era pericoloso. Mio papà mi ha abbastanza dato del pazzo, perché ha detto che di non farlo più, ma io, comunque magari ha anche ragione, ma te lo ripeto, in quel momento lì, in quella situazione mi sono sentito di farlo. Ma forse questo coraggio te l'ha anche insegnato il tuo papà invece, Nicolò, no? Sì, forse anche sì, magari. Ma tu anche a scuola ti offri volontario per le interrogazioni? Guarda, in quelle magari di storia, ma del resto no. Cioè, è incredibile, vai volontario come ostaggio e non in storia. La vita com'è. Sei tifoso di calcio, di qualche squadra? Sì, non odiatemi, sono tifoso della Juve. No, figurati. In studio con noi oggi c'è Sandro Piccinini, che è il più grande telecronista sportivo italiano di tutti i tempi, che vuole farti una domanda. Ciao Nicolò. Sarei molto contento. Certo. Ciao Nicolò. Complimenti anche per come ti esprimi, veramente dimostri molto più della tua età, ma volevo capire se sei riuscito a dormire stanotte. Sì, certo, ovviamente dopo una giornata così lunga io
dopo ovviamente quello che è successo ti rimarrà in testa per molto tempo, però... quello pensavo. Perché Piccinini non dormiva dopo quando sbagliava un nome in una telecronaca. Nicolò, grazie. Grazie, complimenti Nicolò per il tuo coraggio. Dai un abbraccio a tutti i tuoi compagni e ai tuoi insegnanti. Nicolò Bonetti, lo studente che era sul pullman di Pirottato l'altro giorno. È il caso di dire eccezionale. No, ma anche per come credibile anche. E noi siamo tornati con la nostra diretta e adesso parliamo di un romanzo che romanzo non è, perché sebbene abbia tutti i crismi di una narrativa di fantasia, ha, credo, il pregio di inserirsi all'interno di una di quelle pieghe del dietro le quinte del potere, che poi forse è il potere vero, quello che rimane a dispetto delle elezioni, e soprattutto la firma, quella di Pierluigi Celli, è di una persona che questo potere vero, non credo si offenda se lo dico, è assolutamente un qualcosa che conosce bene, conosce da vicino, ma con un pregio in più, quello di cercare anche di raccontarlo in forma di romanzo nel caso di specie. Si intitola La stagione delle nomine, edito da Narrazioni Chiare Lettere, appunto Pierluigi Celli, che è in onda con noi. Benvenuto Celli. Buongiorno a voi, grazie per l'invito. Grazie mille a lei di averci raggiunto. Allora, questo è un romanzo che se volessimo fare della discettazione narrativa, potremmo dire è un thriller, è morta lì. In realtà è qualcosa di più di un thriller, perché l'ambientazione è esotica, penso, per il cittadino medio quanto un romanzo di Salgari, perché si entra nelle pieghe del potere che lei conosce molto bene, quella insomma delle aziende partecipate, delle aziende correlate allo Stato, quella zona grigia dove c'è lo Stato, dove c'è l'impresa, ma che in Italia sappiamo non esserci un confine netto. Ecco, quanto è stato difficile e come mai ha voluto ambientare proprio lì questo romanzo? Ma perché credo che in un paese come il nostro capire che cosa succede quando si decidono delle nomine che coinvolgono sia il pubblico che il privato e che sembrano alle volte esotiche, in realtà esplicitano se vengono conosciute esattamente le mosse delle varie pedine sullo scacchiere. Lo scacchiere, essendo Roma in questo caso, è uno scacchiere che ha una tradizione secolare, in cui quello che si vede in superficie non è esattamente tutto, è solo quello che in realtà si muove sotto. Allora io ho cercato di rendere esplicito quali sono gli attori che in qualche modo giocano, alcuni vendono i titoli, altri non vendono i titoli, alcuni cercando di portare una soluzione, altri invece cercando di contrastare delle soluzioni che non stanno bene, ma quasi mai considerando il fatto che anche le imprese sono un servizio al paese, quindi un servizio pubblico comunque al paese, e molto spesso sono piegati invece a interessi solo di parte, e di parti che non sempre sono quelle ufficiali, non sempre sono i partiti o i rappresentanti dei partiti. Ecco, su questo, certo, su questo poi torneremo quando parleremo di questo argomento, ma restando al romanzo, che mi è piaciuto da questo punto di vista, perché i personaggi non sono, diciamo, delle macchiette unidimensionali, hanno un loro spessore, una loro complessità, però da lettore, glielo dico, sembrano muoversi in un mondo un po' triste. Io penso che l'uomo della strada immagini questi potenti, sempre attorniati di belle donne, champagne, macchine sportive, bella vita, insomma le elite. Ecco, lei le racconta in realtà in una dimensione di grande squallore a tratti, vite molto piccole dove le amicizie... In realtà chi ha il potere è sempre sulla difensiva, perché in realtà non vuole perderlo, e quindi da questo punto di vista non si gode la vita, o almeno non se la gode così come potrebbe, perché il potere ha questa caratteristica che chi arriva in posizioni di comando lì vuole permanere, vuole durare, e soprattutto per voler durare deve circondarsi e quindi deve officiare in promozione le persone che in qualche modo tutelino la sua posizione. Quindi è sempre uno stare sul chi vive, è un sospettare. Cioè, in realtà, come diceva un grande
questo io del passato che era Elias Canetti, il potere si accompagna in forma quasi psicanalitica al sospetto, sì, alla prevenzione, alla preoccupazione di non perdere quello che c'è. Ecco, ed è quello che viene fuori. Spero di avervi però anche incuriosito sul fatto che sono persone, cioè voi le vedete le persone, solo che non si agitano nell'universo che si immagina nella cultura popolare dei potenti, dell'elite, ma si muovono in un ambiente che, se togliamo il fatto che girano miliardi eccetera, può sembrare un ambiente di lavoro molto simile a quello che tutti sperimentiamo durante le nostre giornate, e questo io penso sia la grande originalità di questo romanzo, dove c'è dentro queste vite e ci sono anche però dei fatti di sangue. Adesso io non voglio entrare nel merito, lei ha colorato, come è normale che sia, con fatti di sangue questa stagione delle nomine. La domanda è duplice: secondo lei è un qualcosa che comunque fa parte delle regole del gioco, l'opzione finale, ossia quella di fare in modo che chi è scomodo venga ritrovato impiccato in una pensioncina, oppure è un qualcosa che legittimamente lei ha inserito nel romanzo proprio come movimento narrativo, insomma come periodo ipotetico che dà un po' di brio alla vicenda? È più facile rappresentare un morto fisico che non un morto psichico, o come dire, molto spesso il potere si accompagna alle uccisioni simboliche o alla perdita, come dire, di reputazione, eccetera, eccetera, che è un vero omicidio delle persone. Quindi da questo punto di vista ci sono forme di, come dire, di morte. Ecco, nel romanzo la morte fisica, come dire, rende evidente la capacità di smuovere la situazione e di creare il contorno che in qualche modo sia connesso. La morte psichica molto spesso è molto più difficile da essere rappresentata o da essere capita, da scuotere le coscienze, ma quante persone ci hanno lasciato, come dire, la loro vita vera, che è quella che ognuno di noi ha, il suo spirito, nella sua testa, nella sua intelligenza, nella sua cultura, sull'altare, come dire, di lotte di potere che in qualche modo l'hanno visto soccombere. Ecco la famosa tigre che se uno la cavalca poi prima o poi finirà divorato, o più banalmente anche il linguaggio che nel libro è riportato bene ma che si sperimenta nella realtà, quello quando si dice questo lo ammazziamo, lo facciamo fuori, ormai è morto, che è un qualcosa che in effetti è il linguaggio del potere, sempre del potere. Il potere è violento sempre, anche se non porta alla morte, va bene. La vera essenza del potere è la sopravvivenza, nel senso che chi ha potere vuole sopravvivere, nel senso di durare ma anche di vivere sopra gli altri. Certo. E che questo ha una connotazione. C'è oggi un articolo molto bello su questa cosa qui che riprende molti dei temi che io ho messo nel romanzo, che è sul Corriere di oggi. Sono andato a leggere, c'è un articolo, credo nelle pagine più culturali, eccetera, eccetera, proprio su questa permanenza del potere, su questo tentativo di durare comunque, sì, sulla paranoia che si accompagna per chi ha potere, identificare i nemici, se siano veri o non siano veri. Per chi ha potere in realtà non ci sono amici, questa è la verità. Ed è una cosa appunto che trasuda dalle sue pagine, oltre al linguaggio di cui abbiamo ancora parlato, e poi mi corregga se sbaglio, sono sempre un lettore in questo caso. Ecco, nel suo romanzo ci sono i servizi anche. Sì. Ma siano una bella figura, Ecco, quello che volevo dire è che a differenza della narrazione sui servizi, dove insomma sembra che c'è un grande vecchio che spinge un bottone e fa accadere tutta una serie di situazioni in effetto domino, mi piace nel suo romanzo il ruolo dei servizi perché sembrano tentare di arginare il caos, di farsi vedere non farsi vedere, ma sono esseri umani con anche un po' di squallore al pari degli altri personaggi. Certo, però come dire, con un alto senso del dovere pubblico alla fine,
Per cui voglio dire, tutti i guasti che si provocano nei vari attori anche istituzionali molto spesso vengono scaricati a quelli che, non facendosi vedere, essendo innominabili sostanzialmente, di cui non si capisce niente, devono in qualche modo metterci mano e riuscire a tamponare, non sempre, come dire, in maniera eticamente corretta, però, come dire, in qualche modo cercando di non far esplodere le situazioni. Ecco, questo diciamo per quanto riguarda il libro, che è La stagione delle nomine di Pierluigi Celli, Chiare lettere, narrazioni. Mentre dal punto di vista sistemico io volevo chiederle qualcosa che è evidentemente correlato, ma riguarda il rapporto che esiste, quindi non nel suo romanzo, anche preso proprio dalla realtà, dalla sua esperienza, tra queste grandi aziende, non faccio nome ma ci stiamo subito capendo, e lo Stato. Si dice che la politica le lottizza, che la politica le controlla, ma quanto ormai queste creature godono di una loro autonomia di fatto, che condiziona viceversa, se non la politica, quantomeno tutti i governi? Poi dipende dalla qualità degli uomini che sono messi al comando in realtà. Poi ci sono state epoche in cui gli uomini al comando delle aziende pubbliche, soprattutto quando le aziende pubbliche erano a partecipazione totale diretta, quindi dettavano molto spesso anche i ritmi della politica. E poi c'era quasi un'osmosi diretta tra l'ambiente politico e le grandi aziende. Sì. Non so, il fondatore dell'ENI, Mattei, era un deputato, quindi non è che se adesso noi mettessimo un deputato presidente di una società, eccetera, eccetera, uno può immaginare. Certo, impazzirebbero, state lottizzando. Esattamente. Quindi in realtà una situazione sana è uomini competenti al comando, va bene, e la politica che fa una politica industriale del paese, quindi vuol dire, fa le grandi scelte strategiche, dove gli investimenti, che tipo di industrie vanno in qualche modo sostenuti, visto che l'evoluzione porta a un'evoluzione anche nei mercati e nei business, eccetera, eccetera. Quindi questo è un paese che da tanti anni manca di politica industriale sostanzialmente, per quanto riguarda la politica. E quindi da questo punto di vista il rischio è che si creino due debolezze, sia a livello politico sia a livello manageriale, imprenditoriale. Va bene? Certo. Se gli ambiti sono chiari, quindi a governare si mettono uomini competenti, è più facile che i politici tornino a fare il loro mestiere e siano loro responsabili delle strategie di sviluppo del paese. Cioè, diano le indicazioni, i settori, le aree, eccetera, eccetera, in cui far nascere e poi far sviluppare le competenze. Essendo che chi fa il manager, chi fa il grande capo di azienda è uno che deve fare il business, certo, non deve fare politica. E quindi dipende dal rapporto tra queste due entità, no? Esattamente. Se le cose sono chiare non ci sono problemi. Il problema reale è quando cominciano ad intorbidarsi, le regole non ci sono, i confini sono molto sfumati, le terre di nessuno sono quelle dove vengono tutti i compromessi. Sono poi, tornando all'ambientazione del suo romanzo, ho un'ultima domanda che è quella che non si deve fare all'autore, lo so, però io ormai faccio tutto tranquillamente. No, questa va fatta. Ma senta, la scena del cardinale che ricorda al ministro il loro torneo di Subbuteo, cioè cardinali e ministri che giocano a Subbuteo, lei mi conferma che è una cosa che è esistita davvero? Perché io voglio credere che succeda. No, magari non Subbuteo, ma altre cose sì, i tè fatti insieme, gli incontri a cena, eccetera, eccetera, ci sono. Ma non in Subbuteo? No, Subbuteo no, lo sono inventato. Peccato, perché secondo me oggi poi c'è la notizia del Papa che insomma avrebbe fatto dietrofront sull'udienza a Salvini, una partita a Subbuteo in privato tra Papa Francesco e Salvini sarebbe davvero un evento epocale. Questo sarebbe assolutamente da augurarsi, devo dire. Ecco, risolvetela a Subbuteo, anche secondo me. Allora, abbiamo sentito Pierluigi Celli, vi ricordo La stagione delle nomine, edizioni Chiare lettere, lo trovate dappertutto, ovviamente anche su internet, Amazon e tutte le nuove piattaforme. Grazie ancora Pierluigi Celli.
Grazie a voi. Buona giornata. A lei. Via. Dell'aula del Senato, dove si sta discutendo, siamo alle battute finali della nuova legge sulla legittima difesa. Abbiamo già isolato un intervento di un senatore leghista. Rassicuro la parte tecnica che nel senso non era un auspicio, ma l'avevo già fatto durante la breve pausa di poco fa, grazie anche agli strumenti, è vero, messi a disposizione dalla sciccosissima Casellati, che non rifiuta però la diretta YouTube, che permette a noi poveri conduttori di identificare l'oratore, il minutaggio e tutto quanto aiuta poi a farvi sentire queste voci. Ne sentiremo alcune, sentiremo quelle della Lega, magari sentiremo anche le voci contrarie, che sul tema della legittima difesa sono molto interessanti, credo, proprio perché coloro che sono contrari hanno un handicap in più, perché evidentemente è un provvedimento che va incontro alla più larga, condivisione da parte dell'opinione pubblica. Quindi tra poco ve lo faremo sentire, dopo che ve lo faremo sentire cercheremo anche di raccogliere un po' delle vostre opinioni, ma prima una pausa. Adesso va a destra, 300 metri dritto, poi il semaforo. Certo che fai sempre la stessa strada tu, ma non hai voglia di cambiare. Chi ha parlato? Sono io, la Digital Radio, quella che ha cambiato il modo di ascoltare la radio con il sistema DAB+. È ora di cambiare. Vivi tutta la magia della Digital Radio. Se stai per cambiare auto, chiedila con il sistema DAB+. Dal 2019. In tutte le auto nuove. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio Padania è in Digital Radio. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie.
Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Sono Giovanna della Mondoflex. Mondoflex. Stiamo presentando una nuova collezione di materassi. Venite a provarli, vi aspettiamo con pagamenti rateali, senza interessi, con trasporto, montaggio e smaltimento dell'usato gratuito, con detrazioni fiscali e con il bonus mobili, con il recupero del 50% della spesa. Mondoflex conviene sempre. A Treviolo e a Melzo, il sabato orario continuato. Mondoflex reti e materassi. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella Briscia e Desenzano del Garda. Buongiorno a tutti da Alberto Acerbis. Con l'arrivo della primavera e dell'estate, l'olio extravergine di oliva diventa il principe indiscusso della tavola. Basta che sia italiano, estratto a freddo, da olive sane e certificate all'origine, come l'olio extravergine di oliva Acerbis. Per voi una grande offerta, la possibilità di ricevere direttamente a casa a sole 68 euro trasporto gratuito in tutta Italia 6 bottiglie da 1 litro del nostro olio estratto a freddo Acerbis, un qualcosa di sublime, e con 10 euro in aggiunta, 10 euro, chiamando entro le ore 12 riceverete un servizio di piatti, 18 pezzi, valore commerciale oltre i 40 euro, stanno già squillando i telefoni, chiamate 030 68 40 408, lo ripeto 030 68 40 408, come diceva il nonno, l'oio bu, elve sempre a gala, chiamate adesso. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Ed eccoci tornati con la nostra diretta. L'intervento che vi facciamo sentire ora è leggermente in differita perché andava in onda durante la nostra intervista di poco fa, però insomma è questione di minuti. Andiamo a sentire dal Senato l'intervento dell'esponente leghista appunto sul provvedimento della legittima difesa. Grazie. Senatore Cucca, è iscritto a parlare il senatore Pepe. Prego, ne facoltà. Grazie Presidente. Onorevoli colleghi, membri del Governo, da tanti anni, da tanto tempo, il Paese, i cittadini chiedevano una risposta in termini di giustizia e in termini di sicurezza. In termini di giustizia perché volevano che si evitassero processi ingiusti nei confronti di coloro i quali erano stati vittime di particolari atti delinquenziali, e sicurezza perché volevano poter dare una risposta di protezione immediata alla propria vita, alla propria incolumità, alla incolumità dei propri cari, alla proprietà e anche al luogo di lavoro. Purtroppo per tanto tempo questa domanda è rimasta inascoltata, la politica ha fatto finta di niente, le istituzioni anche, laddove invece ha prestato ascolto ha fatto qualche danno, perché magari per poter proteggere i propri cari, il proprio posto di lavoro, un cittadino aveva bisogno del metro per misurare il centimetro, se il ladro fosse 1 centimetro più in là o più in qua dell'uscio, oppure dell'orologio per vedere quanti minuti mancavano al tramonto e tutto quanto. Ma nel frattempo il danno sarebbe stato fatto. E oggi abbiamo una risposta che è una risposta, come diceva il nostro relatore, equilibrata, una risposta che viene fuori dalle stanze parlamentari e che
e collimante con l'esigenza di buonsenso che emerge dal Paese. E vorrei parlare rapidamente di 3 verità o di 3 bugie a seconda dei punti di vista. Innanzitutto, la legge che verrà approvata non armerà gli italiani, non aprirà a un Far West, e chi dice questo o non conosce il testo o mente sapendo di mentire, perché questa legge non ha nulla a che vedere con la disciplina delle armi. 2, non è vero che questa legge garantirà a prescindere l'impunità di chi sarà costretto a difendere la propria proprietà o la propria persona o i propri cari, perché l'azione penale, essendo obbligatoria, sarà avviata, saranno avviate le indagini, ma probabilmente se il soggetto ha agito in uno stato di legittima difesa, queste indagini saranno prontamente archiviate e quindi non ci sarà un calvario per chi ha subito già un danno, poiché questa legge pone delle regole certe e delle regole chiare. 3, questa legge non sostituirà i cittadini allo Stato. È una legge che invece crea una simbiosi giusta tra l'istituzione e i cittadini. Lo Stato purtroppo non può essere ovunque, non può essere dappertutto in maniera celere, e c'è la necessità in tante circostanze che un cittadino nell'immediatezza di un fatto possa poter difendere ciò che di più caro ha al mondo. E cosa dice questa legge? Che cosa dirà questa legge? L'ho anticipato già il collega Pillon. Mai più, questo dice questa legge, mai più che una vittima sia trattata da carnefice, mai più che chi protegge la sua persona, la persona dei propri cari, sia trattato da delinquente, e mai più che chi difende la propria proprietà e il proprio posto di lavoro, la propria attività, sia costretto ad essere perseguitato dal proprio Stato. È una legge giusta, è una legge che consentirà di avere negli effetti, così come è accaduto nella Genesi, il giusto equilibrio tra una protezione dello Stato che questo governo, che questa maggioranza hanno già incrementato con delle norme, potenziando anche le assunzioni delle forze dell'ordine, ma anche da parte di chi, come un cittadino, come un imprenditore, come un lavoratore, nella propria casa o sul proprio posto di lavoro, non possono aspettare che un intervento dello Stato, seppur celere, seppur efficace, appunto possa proteggerlo in assoluta sicurezza. E che cosa vince con questa legge? Il buonsenso. Questa non è la legge dei leghisti, non è la legge dei pentastellati, questa è la legge che volevano gli italiani, e questa legge è una legge che dimostra che questa maggioranza e che questo governo sono in perfetta sintonia con gli italiani. Grazie. Grazie. Avanziamo oltre, proprio per andare al succo. C'è anche l'intervento di Matteo Salvini che è ancora in corso, noi lo risentiamo ovviamente dall'inizio. Ah no, scusate, è l'intervento di un altro esponente leghista che ho confuso con la silhouette del ministro, perché ovviamente stiamo facendo un po' tutto in improvvisazione, a parte quello che vi ho appena fatto sentire. Allora andiamo a sentire dopo Stefano Luci, scusate, però era vestito esattamente come Salvini, parlava in piedi, io lo vedevo nel riquadrino, ho detto stai a vedere che quello è Salvini, e invece non era Salvini. Ecco, ma io dico, se Salvini si veste in un modo, fatelo per noi di Radio Padania, vestitevi in un altro, perché altrimenti capisco insomma tutto, però poi noi ci si confonde. Sentiamo un altro esponente della Lega, poi vedremo di farvi sentire anche qualche stralcio dei contrari a questa legge sulla legittima difesa. Milano. Intanto dichiaro chiusa la discussione generale e ha ora la parola per la replica il relatore, senatore Ostellari. Sì, Presidente, grazie. Intervengo in una breve replica, essendo stato ovviamente chiamato anche dall'ultimo intervento del senatore Caliendo, eccolo qua. Senatore Caliendo sa bene, perché abbiamo lavorato assieme ovviamente a questo testo in commissione, sa bene, ne abbiamo parlato diverse volte anche di questo tema. Non è
non è vero, dissento con lui, non siamo caduti assolutamente in nessuna trappola, anche su questa forma marginale di indennizzo. L'abbiamo condivisa con la nostra maggioranza, quindi, e l'abbiamo fatta propria in questo testo. L'eccesso colposo abbiamo noi scelto di renderlo non, come dice lei, lecito, ma non punibile. L'eccesso colposo oggi è punito penalmente e determina un risarcimento del danno. Da domani questo fatto, l'eccesso colposo, sarà non più punito dallo Stato e non darà più nessuna facoltà al soggetto che ti aggredisce di fare richieste di risarcimento del danno. E questo è chiaro nella legge. Gli interventi che sono stati fatti sono stati mirati non solo ovviamente sulla legittima difesa, ma sull'eccesso colposo e su tanti altri argomenti. Gli articoli sono 9, tanti altri argomenti che fanno parte di questa riforma. Non è vero quello che dice il PD. Il PD sostiene che sia stato di fatto tolta quella che è considerato un principio, cioè la proporzionalità. La proporzionalità di fatto esiste, ma all'interno dell'abitazione, all'interno di quei luoghi, all'interno di quella cornice, come sa bene il senatore Cucca, la proporzione si presume sempre esistente, ovviamente se ti difendi da una aggressione di quel tipo. E non abbiamo legittimato, come già è stato detto anche dagli altri interventi, nessun utilizzo alle armi e nessun improprio utilizzo alle armi. Questo non si è mai detto e non si parla in questo testo di legge. Il senatore Cucca, e vado a chiudere, ha chiuso il suo intervento dicendo non vorrei che poi un domani qualcuno in questa aula si potesse poi ricordare che ce lo aveva detto, qualcuno ce l'aveva detto. Beh, senatore Cucca, io ricordo già nel 2006 qualcuno l'aveva detto. Viene riportato nei testi di giornale, io ne ho uno, è l'Unità, 25 gennaio 2006. Votano un mostro giuridico, si può sparare per difendere se stessi o i propri beni in casa come per strada. Erano le stesse cose che si dicono oggi, le stesse cose che si dicono oggi, un clima che a mio avviso avete forse causato voi nella paura, anche nella ovviamente cercare di demolire una legge che invece è una riforma, che invece è sentita dal nostro popolo. Grazie. Bravo. Grazie senatore Ostellari. Chiedo al rappresentante del governo se intende intervenire e interviene il sottosegretario onorevole Morrone. Grazie Presidente. Vi ho ascoltato tutti e mi limito a rispondere in maniera generica. A cosa punta questa riforma? Punta all'ampliamento dell'applicazione della legittima difesa, all'inasprimento delle sanzioni per reati di furto, violazione di domicilio e rapina e l'introduzione di una presunzione di legittima difesa domestica. Ci sono dei punti qualificanti che in estrema sintesi potremmo dire che agisce sempre in stato di legittima difesa chi si trovi a dover rispondere a un'intrusione violenta nel proprio domicilio o nei propri luoghi di lavoro compiuta con armi o con altri mezzi offensivi. Chi è aggredito infatti deve essere consapevole di poter reagire all'attacco senza dover temere un estenuante calvario giudiziario a proprio carico. Non sussiste dunque alcuna possibilità che la nuova norma possa essere scambiata per una licenza di uccidere, come qualcuno ha volutamente travisato. Al contrario, si elimina ex ante qualunque dubbio sul perimetro della condotta giudicata non punibile. Viene quindi allargata la tutela per le persone che reagisce per difendersi, mentre si riduce la discrezionalità a disposizione dell'autorità giudiziaria per valutare la legittimità dell'atto di difesa. Rimane l'eccesso colposo, ma viene introdotto anche il concetto di grave turbamento determinato dal pericolo in atto.
In coerenza con queste previsioni della norma, chi si è difeso secondo quanto previsto dalla legge non dovrà pagare alcun risarcimento nel caso abbia provocato danni a chi l'ha aggredito. Infine, il patrocinio gratuito. Chi si è difeso legittimamente da un attacco violento potrà beneficiare, durante il successivo procedimento penale, del patrocinio legale a spese dello Stato. Si tratta dunque di una riforma di buonsenso, un passo in avanti nella civiltà del diritto, perché punta a impedire il ripetersi di gravi ingiustizie. Non è infatti concepibile che chi si difende legittimamente da un attacco violento diventi vittima 2 volte, del criminale e poi dello Stato. Non una riforma di parte, ma di buonsenso e secondo giustizia. Una norma a favore di tutti. Chi è aggredito deve potersi difendere consapevole del fatto che non sarà vittima, oltre che dell'aggressione, anche di percorsi giudiziari lunghi e costosi, talvolta vere e proprie persecuzioni dall'esito incerto, perché collegate a una troppa accentuata discrezionalità. Chi aggredisce e chi si difende non sono sullo stesso piano. Da una parte c'è chi delinque, consapevole di correre dei rischi, e dall'altra persone oneste che si oppongono al criminale che irrompe nelle loro abitazioni per rapinare, aggredire, picchiare o peggio ancora violentare. Noi siamo dalla parte dell'aggredito, che legittimamente si difende. Non c'è dubbio che la maggioranza degli italiani sia convinta che in questi anni sia prevalso un pregiudizio nel giudicare molti di questi casi, tutto a sfavore dell'aggredito e a tutela dell'aggressore. Ripristinare la certezza del diritto e di un giudizio equo e giusto. Questo è il nostro obiettivo. Colgo l'occasione per ringraziare il Presidente nonché il Relatore Ostellari, il Sottosegretario Molteni e i Ministri Salvini, Bongiorno e Bonafede per i preziosi contributi e per l'impegno preso con gli italiani e oggi rispettato. Grazie. Grazie, signor Sottosegretario. Ed è pervenuto ed è in distribuzione il parere della 5ª Commissione permanente. Avverto che non sono stati... Allora, vediamo un po' adesso, andiamo a naso, eccolo qua, liberi e uguali, direi che andrà benissimo per sentire un'opinione radicalmente contraria a quella che abbiamo sentito fin qui, che è quella della Lega. Il senatore Laforgia del gruppo misto Liberi e Uguali. Adesso, tempo di trovare il momento giusto. Votato tutti? La votazione è chiusa. Il Senato approva. Passiamo ora alle dichiarazioni di voto. Partiamo da Liberi e Uguali. È iscritto a parlare il senatore Laforgia. A posto. Prego. Sì, grazie signora Presidente. Se fosse possibile, parlare in una condizione d'aula dignitosa. Colleghi, prego di rimanere, se non in silenzio, a un livello bassissimo di conversazione come quanto al volume. Prego, senatore. Io vorrei partire politico. Accade che si inneschi un meccanismo per cui sembra ci siano dei temi, di fatto spesso è così, appannaggio della sinistra. Lui faceva riferimento al tema dell'immigrazione, salvo poi in alcune vicende, in alcuni passaggi, aver trattato quel tema in un modo diverso da come ci si aspettava. Io, scorsa legislatura, sono stato tra quelli che ha contrastato alcune scelte su questo terreno. Vorrei dire che vale anche... Oggi è veramente molto faticoso. Grazie Presidente. Vorrei dire che vale anche per la destra. E in questa stranezza, che io vorrei che noi iniziassimo a sanare, c'è il fatto che sembra che il tema della sicurezza sia appannaggio di quell'altro campo politico, appunto, quello che io sento molto distante, persino opposto da me, cioè la destra. È la destra che si occupa di sicurezza. Devo dire che tra le cose da sanare c'è anche un ritardo per quanto ci riguarda nell'affrontare un tema delicato che ha a che fare spesso con i soggetti più deboli, sono i soggetti più fragili, quelli a cui bisogna garantire
un di più di sicurezza, e su questo c'è un lungo lavoro da fare. Ora il tema è, signora Presidente, se la destra si stia occupando esattamente di questo o per l'ennesima volta stia mettendo in campo una grande operazione propagandistica, perché lo dico ai colleghi di quest'Aula, presenti in quest'Aula, per il suo tramite, vorrei dare una notizia che non lo è. La legittima difesa esiste già ed è prevista dal nostro ordinamento, dal codice penale, il quale all'articolo 52 è stato citato più volte, recita una cosa che è inequivoca sul piano della interpretazione, e cioè dice che non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre naturalmente che la difesa sia proporzionata all'offesa. Cioè stiamo parlando del pericolo di un'offesa e l'ordinamento prevede già la possibilità di difendersi in una situazione in cui il soggetto si sente minacciato, ha la percezione di sentirsi minacciato da questo pericolo. Peraltro, l'ultima innovazione che è stata fatta sul piano legislativo è quella del 2006, legge del 59, che parla esplicitamente di difesa della propria o altrui incolumità e aggiunge naturalmente la difesa dei beni propri o altrui quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione. Cioè siamo di fronte al fatto che, pur essendo molto chiaro il nostro ordinamento sul punto, la legittima difesa esiste già, qualcuno ha voluto inserirsi in modo propagandistico, ideologico, per fare l'ennesima operazione da cortina fumogena per aggregare consenso su una cosa che non produrrà i risultati, e quando li produrrà, ahimè, saranno risultati catastrofici, perché stiamo parlando del fatto che inevitabilmente questa innovazione del codice penale e della legislazione introdurrà elementi di incertezza e di insicurezza che mineranno la sicurezza dei cittadini e non il contrario. Questa è la prima notazione. Secondo, ma vi pare che su un tema così delicato, si è voluto inserire una veste normativa a concetti di natura soggettiva come il turbamento? Siamo nella sfera la più incerta possibile sul piano della interpretazione giuridica e poi giurisprudenziale. Il turbamento, stiamo parlando di un sentimento, e questo che cosa vuol dire? Che chi è più sottoposto a shock di carattere emotivo, oppure addirittura chi è più disponibile per animo a reazioni diciamo incontrollate, è più nelle condizioni di dover reagire con un'arma di difesa e deve essere giustificato per questa ragione. Stiamo parlando di questo, state introducendo un elemento di incertezza non per il carnefice ma per la vittima, e questo sarà un terreno molto delicato su cui si produrranno enormi danni. E poi c'è l'articolo 3 che naturalmente modifica l'articolo 165 del codice penale in materia di obblighi del condannato, perché si passa a questa formulazione: nel caso di condanna per furto in abitazione con strappo, per esempio, il beneficio della sospensione condizionale della pena sarebbe sempre comunque subordinato a un requisito economico, cioè sostanzialmente solo chi si può permettere il risarcimento può accedere al beneficio della sospensione condizionale della pena per questo reato, e questa roba qui sottrae la discrezionalità del giudice, la priva della sua funzione, di quella che avrebbe appunto a legislazione vigente, che è un tentativo non
strettamente legislativo o giuridico, ma è tutto politico. Inserire un meccanismo automatico, deterministico e sottrarre alla discrezionalità del giudice, che è l'unico che ha in mano gli elementi per fare una valutazione anche riguardante la sfera, come dire, più squisitamente psicologica della vittima, perché il giudice non si è mai sottratto anche a una valutazione di questo genere. Chiudo dicendo questo, una nota più politica, perché poi la ricaduta del provvedimento che state per approvare sarà una ricaduta, come dire, che si misurerà inevitabilmente, io dico drammaticamente, con un dato di consenso, perché i cittadini di questo Paese stanno pensando a torto che finalmente si possono armare per giustiziarsi da sé. E il dato politico è questo, è una strana nemesi, è una specie di paradosso, quella per la quale il ministro che dovrebbe garantire, è preposto a questo, la sicurezza del Paese, quindi dei suoi cittadini, il ministro dell'Interno, è quello che più di altri spinge nella direzione di questa legge, la quale ha un significato molto preciso, che è l'idea che quel ministro, e quindi il governo che quel ministro rappresenta, e quindi lo Stato che il governo rappresenta, abdichi sostanzialmente la sua funzione, che è quella di garantire la sicurezza dei propri cittadini, e dice ai propri cittadini: siccome non sono in grado di mettere in campo politiche di prevenzione, di far esercitare la funzione della sicurezza agli unici che la possono esercitare, cioè i professionisti della sicurezza, le forze dell'ordine, siccome non sono in grado di fare questo, e allora armatevi da soli, armatevi e partite e garantite a voi stessi e ai vostri cari e ai vostri beni la vostra sicurezza. È un messaggio paradossale. Il ministro che deve garantire la sicurezza dei cittadini dice: io non lo posso fare, fatelo voi. Il risultato naturalmente è quello che stanno dicendo fior di giuristi, fior di penalisti, persino pezzi importanti, significativi delle forze dell'ordine, e cioè che si sta perdendo non solo il lume della ragione, si sta perdendo l'occasione di rafforzare lo Stato di diritto, perché in realtà questa roba qui, questa schifezza che state facendo, sta infragilendo lo Stato di diritto, è una cosa assolutamente insostenibile, insopportabile, rispetto alla quale noi esprimiamo tutta la nostra contrarietà, che naturalmente non si fermerà in questo voto, ma che porteremo anche fuori dal Palazzo. Grazie. Grazie senatore Laforgia. È iscritto a parlare. Vabbè, Zaz featuring Ghe Pequeno, nessuno dei due si sarà offeso. Finisce qui Onda Libera, grazie mille a tutti voi, grazie a Roberto Colombo alla parte tecnica. Vi lascio al prosieguo, è vero, del nostro palinsesto che già scalpita di là dei vetri. Noi ci sentiamo mañana, se tutto va bene, alle 16:30 con un'altra puntata del Revelot.